Voltiamo pagina alla candidatura di Venezia e del Nord-Est a Capitale Europea della Cultura per il 2019. I lavori procedono, oggi sono stati nominati i membri del comitato scientifico che dovrà redarre la proposta di programma. Vediamo. Varato a Venezia e mai luogo è stato più opportuno, in questo modo di dire, il comitato scientifico per la candidatura della Serenissima con il Nord-Est a Capitale Europea della Cultura nel 2019. I 6 nomi sono espressione di Venezia, comune e provincia, e della Regione Veneto, della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Indicato anche il direttore del comitato che coordinerà la candidatura. Si tratta di Maurizio Cecconi, un nome forte, intellettuale e organizzatore culturale, già assessore alla cultura del Comune di Venezia, sotto la cui gestione prese il via la stagione delle grandi mostre d'arte. Entro un mese la nomina del presidente del comitato scientifico. Soddisfatti i promotori della candidatura. Importante, dicono, aver fatto fronte comune. Ora, assicurano, si entra nel vivo del progetto che punta su iniziative di rilievo a sostegno della candidatura e conta sull'appoggio economico pubblico ma anche privato. Visto non solo la presenza di Venezia ma anche di tutto un vasto territorio che è in grado di esprimere nel settore della cultura ma anche della forza economica, questa candidatura ha tutte le caratteristiche per avere successo. È un progetto di ampio respiro, per cui volto al futuro, soprattutto al rilancio, alla promozione di un territorio che può attrarre un turismo soprattutto di qualità. Noi dobbiamo immaginare questo territorio fra 20 anni, fra 30 anni, e quindi un progetto che non sia solo finalizzato al 2019, ma che parta dal 2019 e guardi il Veneto probabilmente proiettato in questo secolo.